Eccoci qui, buonasera, sono le 19 e un minuto, siamo partiti per il penultimo appuntamento in questo 21 aprile, un mese esatto dopo l'inizio della primavera, ma quanti giorni da quando siamo qui in casa, ma fa lo stesso, andiamo avanti. E dicevo appunto penultimo appuntamento di Io resto a casa Shakespeare fase 2. Io resto a casa Shakespeare è un'iniziativa che è nata dall'esigenza di incontrarci e raccontarci. Incontrarci sia tra noi interpreti, tra noi attori, tra noi artisti, ma anche con un potenziale pubblico, con qualcuno che volesse rimanere in contatto con noi. L'abbiamo fatto mettendo a disposizione, lo hanno fatto mettendo a disposizione gratuitamente il proprio lavoro tutti i 20 interpreti di Casa Shakespeare in questo momento in cui lo streaming e lo streaming da casa sono una necessità. E questo è stato forse l'inizio con cui abbiamo cominciato a lavorare, anzi a dire la verità all'inizio il teatro era ancora aperto, si parlava di 28 febbraio, Peste e processo agli untori e ancora il 6 marzo con l'Otello in streaming. E era un teatro che non poteva ricevere il pubblico e poi è un teatro che è rimasto chiuso dal 23 febbraio nessuno è più entrato come pubblico e poi neanche noi operatori dal 9 marzo col DPCM famoso che ci ha costretto a casa assieme a tutti quanti gli altri. Da allora ci siamo inventati appunto questa possibilità di lavorare, di stare in contatto tra noi e con voi e l'abbiamo fatto prima mettendoci semplicemente a disposizione sulla piattaforma Facebook e poi invece questi 20 interpreti si sono ritrovati a coppie e hanno proposto un loro racconto di una opera con un dialogo. Cos'è stato il grande passaggio della fase 2? Che anziché la relazione, anziché essere di un attore con il pubblico, è di due attori che dialogano tra loro e dialogano con il pubblico. Intanto saluto Beatrice Zuin che ci dice Antonio e Cleopatra è uno dei miei preferiti, intanto suona il telefono ma siamo a casa, è giusto che succeda anche questo. Ciao Beatrice e ben trovata. E Antonio e Cleopatra, un testo importante che andremo poi ad analizzare con la coppia che ha scelto di trovarlo e visto che siamo verso la chiusura di questa fase 2, appunto ricordo domani l'ultimo appuntamento col sottoscritto Matteo Zonca con una piccola estrazione di una cosa così enorme che è l'Amleto, eccoci qua, siamo qua, ciao Andrea, benvenuto e grazie di essere con noi. E dicevo, sì, sì, Licia, non ci siamo mai fermati. L'idea è un pochettino, ma più che l'idea è che pronti. Siamo pronti a raccontare storie, questo è quello che facciamo. Teatro è quello che sentiamo essere un nostro dovere anche, o anche se vogliamo una nostra necessità, talvolta non richiesta, ma che almeno vogliamo proporre. E in questo fare teatro, appunto, dicevo, stiamo arrivando alla chiusura della fase 2 e vi anticipo già che la fase 3, ma se qualcuno ci segue in Facebook l'avrà già visto, è il giorno del compleanno di William Shakespeare, il 23 aprile, in cui andremo questa volta non qui dal vivo, ma sulla piattaforma YouTube di Casa Shakespeare dal vivo, andremo a provare a raccontare questa volta un'intera opera, The Merchant of Venice, nell'allestimento con l'adattamento di Andrea De Manicor e proveremo a farlo partendo ciascuno da casa sua, quindi un ulteriore upgrade di questa iniziativa, ma anche di questo studio dello strumento streaming che, come ho detto all'inizio, è una necessità, certo, è una necessità, ma può diventare un'opportunità di una nuova drammaturgia, di una nuova estetica, di una nuova proposta visiva che stiamo sperimentando e stiamo cercando di conoscere. Allora, dicevo, Antonio e Cleopatra, opera mi pare pubblicata nel 1607, anche se poi bisogna vedere appunto quando è stata scritta, un'opera che si presta a tantissime letture e lo vedremo poi nella presentazione che hanno preparato i nostri due amici. E naturalmente, come per gli altri incontri, ognuna di queste coppie, e compresi loro, che sono poi Sabrina Modenini e Francesco Martucci, hanno elaborato un pensiero rispetto a come
porsi nei confronti dello streaming e nei confronti di questo incontro. E l'hanno fatto dicendo: benissimo, allora facciamo il nostro lavoro di attori e partiamo raccontandoci e raccontando l'incontro di due attori e il confronto con lo streaming in maniera molto leggera, senza magari approfondimenti e complessità, però andando a toccare se vogliamo, anche un qualcosa che anima la discussione teatrale in questi giorni, cioè che cos'è il teatro in streaming, o se si può fare il teatro in streaming, o ancora come mettersi in relazione in streaming. E basta, dell'opera non parlo, parlerò con loro poi, e quindi vediamo due attori nel ruolo degli attori che si preparano a una lettura o a un'interpretazione in streaming. Allora io vi saluto, ci vediamo dopo e siamo a presentare Antonio e Cleopatra. Ci sei? Reggi? Arrivo! Ah, Arrivo! va bene. Eccomi, Sabri, eccomi. Bene, bene. Eccomi, Mi pareva Sabri, che sì. No. Ne ho voglia, sì. Ma a che ora è il collegamento poi? Vedo come ne hai voglia. Su, vabbè. Solimano ha detto che è alle 19. Oh, ma ci sei? Francesco? Sì, ti ho detto che ci sono. Ci sono. Oh, mi senti o no? Sì, ti sento. Oh. Sì. No, guarda, sono un po' nervoso perché, sai, tutta sta situazione così, non lo so. Cioè, questa situazione qui non è facile, capisci? Vabbè, ho capito che non è facile, io qua, tu là, ma vabbè, però facciamo sta prova, dai, prendiamolo come un esperimento, eh? Cosa, scusa? Cioè, Antonio e Cleopatra di Shakespeare sarebbe un esperimento attraverso questa cosa qui, attraverso il video. Bello. Sì, cioè un esperimento attraverso il video, sì. E allora, scusami, Sabri, ma non è teatro questo, te lo dico. Senti, fra questa discussione teatro, non è teatro, l'abbiamo fatta un sacco di volte, non vorremmo ricominciare con questa, se è teatro, no, lo streaming, basta. Vabbè, sì, l'abbiamo già fatta, lo so, e non mi ha per niente convinto, se devo essere sincero. Poi, vabbè. Cioè, fare teatro in video, sta cosa qui, mi sembra che non abbia nessuna convenienza per nessuno di noi, capisci? Dove sta il pubblico, le signore, quelle lì in prima fila a cui sputi mentre reciti? Dove sta l'empatia, quella che scarta la caramella, la ricerca teatrale, dove sta? Che lo sai, ma per una volta, Francesco, per una volta, te l'ho già detto, non possiamo giocare, prenderla come un gioco, o sputare non si può di sto periodo, dai, per una volta. Ma perché dovremmo giocare? Cioè, giocare poi a cosa? A fare la tragedia di questi due che siamo, cioè, ma ancora meno, dai, cioè, secondo me così non glielo facciamo proprio un servizio a Shakespeare, te lo dico. E poi, sai cos'è? Cioè, che così mi sembra che stiamo a fare una parodia perché non riusciamo a risolvere delle cose, capisci? No, non abbiamo niente da risolvere, dobbiamo fare il pezzo e farlo attraverso un video, questo è il presupposto, ci stai? Non è che valga solo per te, vale per tutti e due. Oh. Sì, vale anche per te. Appunto, ti pare che il teatro si possa fare attraverso uno schermo? Cioè, se ci hanno rinunciato quelli che lo facevano in televisione anni e anni fa, i parrucconi, no? Cioè, loro andavano in televisione e poi si sono accorti che non funzionava. Perché dovremmo farlo noi? Vabbè, dopo anni si sono accorti, però. Senti, io l'ho sempre detto, il teatro è nel hic et nunc, che non sono i versi di un ubriaco, ma del singhiozzo, ma è il qui e ora, no? Quello che succede in quel momento. Va bene, sai cosa facciamo, Francesco? Chiudiamo il collegamento e basta, andiamo, glielo diciamo e ci vediamo, non facciamo più niente, basta. Ciao, mi sposto, va bene? Va bene così? Ma scusa, a chi glielo diciamo allora? Non lo so, tu a chi lo diresti? Io penso a Solimano, direi, no? Cominciamo a dirlo a Solimano. A Solimano, sì. Oh, ma sai che a te ti attacca proprio sto personaggio d'Antonio? Cioè, davvero, proprio ti s'addice a te. Davvero? Sì. E perché? Cos'è?
hai quella necessità, capito, di affidarti nelle tue certezze ad una donna, così a cadere così un po' dalle nuvole, tutto un po', cioè ha Vabbè, mi stai preso... prendendo per il culo, dai, sì, va bene. Mm? Beh, però che? Dimmi, potremmo partire da qui, no? Da qui, da questa cosa qui. C'è da cosa? Cioè dal fatto che lui si affida ad una donna, no? Se vuoi che partiamo da lì. Così, poi magari ne rifiuta un'altra che è Ottavia. Ah. E poi alla fine finisce per amare passionalmente quella lì, Cleopatra, no? Esatto, che poi io, vero, come Cleopatra. Che cosa? No, Beh, mi dico, sembri... no, ma so bionda, voglio dire, bionda, posso far Cleopatra? Non so, a meno che non mettiamo in dubbio che magari fosse figlia di un vichingo Mm. improvvisamente arrivato, che sono naufragato dalle parti del Nilo, ci starebbe così, no? Naufragare dalle parti del Nilo, pensa un poco. Ah, mi piace come idea, brava, brava. Facciamo Vabbè, questa, dai. come procediamo allora, Franci? Dai, facciamo sta prova. Non lo so, cominciamo con la scena, quella che abbiamo pensato noi? Io l'unica cosa che mi sono chiesto è, per fare la spada, no? Eh, Che cosa uso? beh, un coltello, non ce l'hai un coltello a casa? Vai a prendere un coltello, te lo porta un coltello in cucina. Mm. A parte il fatto che devo andare di là, cioè perdo un sacco di tempo, non c'ho voglia, la casa è lunga, ma poi se mi faccio male sul serio col coltello? Ma non eri tu che volevi arrivare in fondo alla verità? E allora andiamoci in fondo a questa verità. Vai a prendere sto coltello, anzi, sai cosa ti dico? Forse non va bene anche senza coltello la scena, va? Ma io dicevo la verità delle parole, non la verità che devo prendere un coltello e far finta di accoltellarmi. Ma Cioè, guarda dai. che ho capito, Francesco, ho capito, è inutile che continuiamo a discutere, va bene? Ma guarda che secondo me tanto più noi capovolgiamo questa malintesa verità teatrale, ok? Questa cosa Mm, qui, tanto più noi siamo divergenti, siamo copernicani, tanto mm. più Shakespeare, secondo me, è contento, gli facciamo un servizio, perché questa che stiamo facendo, questo spettacolo di Antonio e Cleopatra, ma in video, è un'obbligata modernità da videochiamata, mi capisci? A me sembra da Dio mandata. No, caro, ho detto videochiamata, letterale, videochiamata. Vabbè, senti, io a un certo punto quando incominci con questi discorsi qui non ti seguo più poi, quindi proviamo su questa strada, dai, va bene così, dai, va bene. Allora, che facciamo? Io prendo sto coltello allora? No, guarda, non serve manco il coltello, anzi, se ce l'hai, prendilo, Ah, vieni a tu. posto, bene, non serve neanche il coltello, cosa faccio allora? E vabbè, benissimo. Intanto, io sono abbastanza egizia. Io Siamo servo partiti. almeno, non servo... Allora, sai che faccio? Cominciamo che mi butto sul letto. Mm? Vabbè, vediamo che ti butti Mi sul butto letto. sul letto e Come- facciamo... È la scena in cui Antonio si butta sul coltello e io mi butto sul letto. Che ne dici? Va benissimo, va benissimo. Ti dicevo, nel frattempo mi trovi abbastanza egiziana? Sì. Cioè, voglio dire, facciamo finta che tu non sia bionda, però... Vabbè, Liz Taylor aveva gli occhi viola, voglio dire, una bella americanona com'era. Non dirmi che Ma chi li Richard guardava Parker... gli occhi di Liz Taylor, dai. Dai, su, vabbè, vabbè. Vabbè. Senti, no, è che l'hai detto tu prima che non ti sentivi credibile nei panni di Cleopatra, quindi io mi Portavo riportavo, cioè mi attenevo. Mm? una nota sulla credibilità, riportavo una nota sulla credibilità. Vabbè, Dai, comunque, partiamo. senti, questi sono dettagli. Possiamo... Allora, a me sai che mi piace sempre il pathos, no? Quella roba di che uno si strappa la maglietta, soffre, sofferenza. Possiamo provare un minimo a farla seriamente, tragici, così come è scritto poi in quel testo, no? Ci proviamo? Facciamolo come scritto, vabbè. Oh. Però il tentativo di Antonio è comico in certi momenti, tu non trovi quello di farla finita. Ma tanto è quello che succede sempre quando uno soffre per amore, Sabri, cioè dobbiamo... è quello che succede sempre. Va bene, va bene, va bene. Dai, allora inizia tu, devi iniziare tu che ti butti sul coltello, anzi sul letto, e stai attento a non farti male che non posso venire di là. Pronto? Va bene, Vai, allora io vado, mi butto, eh? buttati. Mi, mi butto? Sto andando? Vado e mi Buttati. butto, eh? Sì, ho capito. Mi butto? Mi vedi che mi butto o non mi vedi? Mi vedi? Sabri? Ci sei?
La morte è su di lui, ma morto non è ancora. Lo sole brucia in un'immensa vampa la sfera in cui ti muovi, che cadano le tenebre sulla terra. Antonio, amici, ma c'è qualcuno là con lui? Antonio, per favore, tiratelo sul letto. Silenzio! Silenzio! Non il valore di Cesare ha rovinato Antonio! Non il valore di Cesare! Antonio ha trionfato su se stesso! E così doveva essere. Su Antonio nessun altro poteva trionfare all'infuori di Antonio. Oh, ma mio Signore, che sciagura! Egitto! Io sto morendo. Ma voglio ancora importunare la morte per un momento. Il tempo, soltanto il tempo, di posare sulle tue labbra il mio ultimo bacio. L'ultimo. È il più infelice dei 1000 e 1000 che ci siamo dati. Oddio, non oso toccarti, Signore, perdonami, non oso per paura di essere presa. La parata imperiale dell'arcifortunato Ottavio Cesare non si farà ornamento di Cleopatra, finché pugnali e veleni e serpenti avranno punte e denti a buon effetto. Io sono in salvo qui, Antonio, né tua moglie Ottavia avrà giammai l'onore di guardarmi dall'alto in basso, con i tuoi occhi onesti, lei, la sua muta riprovazione. Vai sopra il letto, Antonio, vai sopra il letto, aiutatelo, amici, dategli una mano. Presto! Presto, o sarò morto! Non posso venire, ed è un peso. E l'angoscia, Antonio, l'angoscia ci opprime e rende questo peso ancora più grave. Ma se io avessi il potere di Giunone, chiederei a Mercurio di sollevarti, innalzarti e collocarti alla destra di Giove. Mio Signore, sali sopra il letto, mio Signore, e sii benvenuto. Vieni a morire su questo letto, dove sei vissuto. Potete, nei baci, farti rivivere se le mie labbra davvero avessero questo potere. Io me le consumerei così, Signore, baciandoti. Io sto morendo, Egitto, io sto morendo. Dammi un goccio di vino e lasciami parlare ancora un poco. No, fai parlare me e fammi imprecare tanto forte per le mie invettive contro la fortuna. Fortuna quell'ipocrita, bugiarda, una puttana. Dovrà mandare a pezzi la tua ruota. Dolce regina, un'ultima parola, ti prego. Da Cesare, assicurati l'onore, insieme con la tua salvezza. Sono due cose queste che non vanno d'accordo, mio Signore. Ma allora sei d'accordo che mi devi ascoltare, mia cara, perché di nessuno di quelli intorno a Cesare devi fidarti, tranne che di Proculeio. Io mi fiderò solo della mia decisione e di queste mani e di nessuno di quelli che ci sono intorno a Cesare, mio Signore. Non fare alcun lamento,
e non angosciarti del triste e del doloroso mutamento che ti reca la fine della mia vita. Ridona conforto ai tuoi pensieri, ricordando le antiche mie fortune grazie alle quali io ho vissuto da principe, il più grande e il più nobile del mondo. E che ricorda anche che io non sono morto ignobilmente. Ricordalo, non sono morto ignobilmente né come un vile, mi sono tolto l'elmo al cospetto del mio concittadino. Sono un romano e sono stato vinto da un romano e sono stato vinto con onore. Ma sento che la vita mi sta abbandonando. Io non reggo più. Antonio, vuoi dunque morire tu? Tu vuoi morire nobilissimo tra gli uomini? E di me? E di me non ti importa? Quindi io dovrò seguitare a vivere in questo mondo. E senza di te non sarebbe migliore di un porcine. C'è qualcuno là? Per favore, donne, aiutatelo! Aiutatelo! La corona del mondo si è disfatta. La ghirlanda è appassita. È tramontata per sempre la stella polare del soldato. È scomparsa la superiorità e nulla resta di più degno e di più grande sotto lo sguardo della luna. E io non prenderò più cibo né bere. E se parlare a vuoto serve qualche cosa, vi dico che non dormirò neanche più. Faccia quello che vuole, Antonio Cesare, Ottavio. Io non comparirò carica di catene davanti alle urla della tua Roma bigotta. Mettetemi in una fossa piuttosto, in Egitto o nella melma del Nido o ad una forca dalle mie piramidi, impiccatemi lassù, in alto. Bene, bene. Bene. Così. Direi Adesso sì, non sì. muore proprio, fa lamenti, però non regge più, direi, no? Sì, vabbè, dai. Ho capito, ci aspettavamo una morte epica, e invece, invece no. Vabbè, la morte, a parte il fatto, vabbè, che qua gli apparati tecnici sono così, però dico la morte poi non ha niente di epico, secondo me, no? A me sembra una cosa che è una gran fregatura. Sì, ma allora sai cosa fanno i nostri due? Muoiono da soli, separati, come due poveri amanti. Questo è. Oh, poveri, sì, 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 sì. E per di più a distanza anche. Esatto, come noi due. Vabbè. Senti, ma stavo pensando una cosa, no? Siccome, cioè, vuol dire va bene così, no? Vabbè, bello tutta questa roba, però magari quando ci liberano qua da ste gabbie, sì. Perché non ci proviamo? Ma cosa? Io e te? Antonio e Cleopatra? Se vuoi io faccio Cleopatra, però... Va bene, sì, che ti vedo più adatto. Io mi vedo più romana, te. Perfetto, allora. Vabbè, guarda, quello sì che sarebbe uno scherzo.
Dai. Boh, chi lo sa se è uno scherzo oppure no. Eccoci qua. Grazie. Ciao Soli. Grazie Francesco, grazie Sabrina, splendido, emozionante, interessante percorso dentro e fuori il teatro che avete provato facendo proprio un tuffo, no, nello strumento e quindi usandolo in maniera diversa da prima, diversa da dopo anche. Ricordo ieri 2 ragazzi, Giovanni e Giorgio, hanno finto una prova di messa in scena nel panico del non sapere. Qui invece la cosa era dichiarata, quindi un ulteriore passaggio, un cambio rispetto a prima. Anche interessante il passaggio dalla parte comica a quella tragica, che sono tutte e 2 componenti di Antonio e Cleopatra, mi pare. Infatti qui, a parte appunto, adesso mi piace scorrere velocemente anche i commenti. Ciao Beatrice, che appunto all'inizio aveva detto non è tra i miei preferiti, poi c'è però una Andrea De Manico, coppia comica grandi, Sandra e Raimondo. E ancora i complimenti di Andrea, di Filippo, di Beatrice, un grande passaggio al dramma, sì, sicuramente. E ancora Monica Minervini, che salutiamo, grazie, che ci dice bravissimi. E un'operazione, sì, dai, davvero. Poi, insomma, il teatro vive appunto, no, il grande dramma di questa situazione è non sentire il pubblico, non ascoltarlo, non annusarlo, non sentire, non sputargli addosso, come dicevi. E quindi Devo questi dire sono che degli proprio strumenti. Andrea De Manico ci ha riscritto, cioè ci ha cucito la drammaturgia Sì. per arrivare a questo quarto atto, diciamo, scusate, a questa dobbiamo... tredicesima scena dell'atto quarto, quindi ci ha fatto ha cucito, diciamo così, una sorta di drammaturgia, che è questa premessa che abbiamo dato per arrivare lì. Sì, E sì. tra 2 scene in Dobbiamo realtà poi... ringraziare infatti anche Andrea, appunto, sì, volevo appunto Sì, dirlo anch'io. sì, Andrea ma va Andrea ringraziato. sta facendo un interessante lavoro anche lui di studio, come diciamo autore di Casa Shakespeare. Sta utilizzando anche lui questo strumento e questa fase sperimentale per scrivere pensando non solo ai personaggi e a una ipotetica ambientazione che un regista poi mette in scena, ma anche alla situazione streaming. Quindi un percorso che stiamo facendo davvero tutti quanti assieme, anche se nel nostro poi nel format di questi 10 incontri c'è anche il racconto dell'opera, quindi so che Sabrina hai creato delle diapositive, quindi io ti accompagnerei nel racconto, se Quindi vuoi. possiamo guardarle insieme, tanto anche Francesco le ha viste, insomma abbiamo fatte insieme questo benestare. Grazie della generosità Sabrina, ma ammettiamolo che ammettiamolo, dai, riconosciamo con la a Cleopatra quel supervisione. che è di Cleopatra. No. Allora, Vabbè, Sabri. allora, giusto per dire 2 cose, insomma, qui vabbè, che la storia d'amore fra loro, una delle più intense e famose dell'antichità, è stata una storia che comunque ha ispirato certamente poeti e drammaturghi, insomma, voglio dire, sceneggiatori e chi più ne ha più ne metta. E abbiamo qui, giusto per fare un po' di storia, che Alfieri nel 1774, per non dimenticarcelo, ha scritto la tragedia di Antonio e Cleopatra, ma quello che mi piace leggere di questa diapositiva è che questa tragedia in 5 atti è stata terminata poco prima della data della prima, cosa che succede sempre anche a noi, che proprio 2 giorni prima della prima abbiamo il testo in mano. Quindi è stata terminata pochissimo prima della prima, proprio la stesura del testo, prima di andare in scena. È molto shakespeariano, questo. Sì, davvero. E vabbè, qui l'abbiamo citata prima, il bellissimo film, insomma, del 45 di Mankiewicz, che ha diretto la bellissima Liz Taylor, Dagli occhi viola, abbiamo detto, con Richard Barton, un prestante Antonio, ma noi ne abbiamo uno più bello. Un fenomeno, Richard Barton e... Vabbè, cioè loro sono una coppia di attori, secondo me, stupenda, ma vabbè, in generale, proprio una storia del cinema, basta.
Poi abbiamo messo il nostro italianissimo, insomma, Mario Mattioli con Totò e, voglio dire, e Sofia Loren in Due notti con Cleopatra, diciamo così, in questa chiave anche un po' più comica, con Alberto Sordi e Sofia Loren, e anche poi Totò con Magali Noel fece questo pezzo bellissimo che era Totò e Cleopatra, altra storia particolarissima che al cinema, insomma, spopolò, soprattutto in quegli anni. E ci piaceva ricordare che anche Uderzo e Goscini, visto che da poco è mancato il grandissimo fumettista Sì, degli è Asterix vero. del 73, hanno dedicato anche un'avventura alla regina d'Egitto. E poi, come dicevi tu prima, nel 1607 il bardo d'Inghilterra ha deciso proprio di dedicarsi a quest'opera drammatica. Uno dei suoi, diciamo, una delle sue tragedie storiche, insieme anche al Coriolano, che sono proprio quella di Antonio e Cleopatra, questa tragedia in 5 atti. Noi abbiamo fatto il quarto atto. Allora vi diciamo la trama? Sì, dai, così Va bene. giusto facciamo un ripasso tutti quanti assieme. Allora, i Allora, protagonisti, indovinate chi sono? esatto. Fulvia e Ottaviano. Mentre si trova appunto ad Alessandria, titoli, diciamo d'Egitto, alla corte di Cleopatra, Antonio viene a sapere che è morta la moglie Fulvia, che tra l'altro si era apposta ad Ottaviano, e torna a Roma per aiutare poi Ottaviano e contrastare questo Pompeo. Però per rinsaldare l'amicizia con Ottaviano, lui gli chiede di sposare Ottavia, cioè sua sorella, la sorella di Ottaviano. Appunto, saputa la notizia, Cleopatra si arrabbia tantissimo, si infuria. Chissà come mai. Chissà come mai. Però quando un messaggero le dice che in realtà Ottavia è brutta, cioè perlomeno secondo i canoni elisabettiani è una bruttona, lei si calma e quindi accetta questa cosa e sa che comunque Antonio tornerà da lei. L'alleanza comunque dura poco. Antonio si rivolta poi contro Ottaviano, rispedisce la moglie a Roma e Cleopatra mette a disposizione di Antonio la sua flotta, diciamo così, di navi, però poi proprio all'ultimo secondo gira la faccia e se ne va, e insomma, perché lui possa avere, diciamo, per fare la battaglia contro Ottaviano ad Azio. E lì diciamo che Antonio diciamo così, cerca di provare con la diplomazia a trovare dei contatti con Ottaviano, ma Ottaviano è irremovibile, e da parte sua Ottaviano cerca un po' di flirtare con Cleopatra, e questo fa arrabbiare tantissimo Antonio, fa ingelosire tantissimo, e quindi è guerra fra loro due. Dio, io ne approfitto Di intanto. gelosie e di tiramolla. Ne approfitto intanto per farti i complimenti per aver inserito questa bellissima immagine di Sara Bertrand, che è Ecco, stata... bravo, volevo dirlo anch'io. Sì, sì, sì. Questa qui è un'immagine del 1891 Esatto. di lei che ha interpretato Cleopatra, ha fatto questa foto qui in una delle sue interpretazioni. È una bellissima immagine, un po' sfocata, ma è veramente molto molto bella. Che tra l'altro tu hai in originale, se non sbaglio. Sì, certo, a casa ho il daguerrotipo attaccato in sala. E poi c'è questa, appunto, questa guerra, e per terra, diciamo, alla meglio Antonio, però per mare la flotta di Ottaviano è più forte, insomma Antonio viene sconfitto, perché poi mi sembra Antonio viene sconfitto, vuole togliersi la vita, anche perché lui si arrabbia tantissimo con Cleopatra, perché lei continua a un po' a fargli questi giochettini così, insomma, tra questo e quello, e poi si arrabbia con lei, vuole andare a ucciderla, e lei gli fa dire che è morta. Vedete che vuole togliersi la vita, tanto più che l'eunuco della regina poi gli dice che Cleopatra è morta, ma lei ha fatto apposta, era uno stratagemma, per calmare l'ira praticamente di Antonio. Lui chiede ad Eros di ucciderlo, e cerca di ucciderlo, ma Eros non lo farà, e alla fine lui stesso, e questa era la scena che abbiamo fatto con Francesco, lui si darà la morte, si ucciderà lui, e in quel momento arriva Cleopatra e lo trova morente. Ecco, e dopo la morte di Antonio, Cleopatra descrive alla cortigiana la loro probabile sorte. Sì, questo è un pezzo
molto carino, perché lei dice così, l'ho preso da lì, che dice: guarda, istrioni attori improvviseranno commedie su noi due, no? Rappresenteranno in questi conviti alessandrini. Antonio sarà raffigurato ubriaco e io sarò raffigurata da un giovanotto travestito. E proprio così era poi ai tempi di Shakespeare. Cioè lui proprio, è proprio una sorta di autoironia che Shakespeare scrive su se stesso, perché effettivamente Cleopatra era davvero recitata da un giovanotto travestito e Antonio spesso appariva, diciamo così, ai festini ubriaco. Come accade poi anche oggi nei maggiori teatri italiani. Va bene, e poi chiude. Si uccide, insomma, prende vuole diventare trofeo di Ottaviano, prende un'aspide, si lascia mordere un'aspide e muore tra le sue ancelle. E ha 39 anni quando muore. È diventata regina a 18 e muore a 39. Vabbè, dai, aveva fatto quello che doveva fare. Sì, diciamo che è toccata fino in fondo. Questa qui è la Moriconcia, diciamo, molti... Allora abbiamo cercato di parlare un pochino anche di questo con Francesco, cioè del fatto che l'interpretazione dei personaggi di Antonio e Cleopatra può anche suonare tragico e anche buffo, anche un po' parodistico, cioè ci sono c'è questa doppia lettura e pare che tutta questa commedia sia basata fondamentalmente sull'attrazione sessuale tra loro due. Ecco, la forza di tutta questa storia, tutti questi giochi che Cleopatra fa, il ritornare in tante battute che ci sono in questo testo, sono dettate da un'alchimia fisica, diciamo così, un'alchimia sessuale che non permette, cioè che li continua a ravvicinare e li porta a staccarsi sempre. Lei finge di essere morta per lui, poi lui se ne va con le navi per fargli vedere che lei è gelosa della moglie, poi gli dice vabbè è brutta, allora... Cioè c'è tutto un gioco di continuo avvicinarsi molto, molto forte, ma su un piano sensuale più che su un piano diciamo di amore innocente da questo punto di vista. E più tante battute messe insieme. In una delle immagini che abbiamo visto prima, Cleopatra è praticamente messa in un bordello, cioè sembra praticamente un bordello, è una scena di Cleopatra e Cesare, sembra che ci sia, era comunque considerata questa regina lussuriosa, tutto sommato, dai romani. Ecco, e questa è la regia di De Fusco del Teatro Stabile di Napoli, con una Cleopatra bionda. Quindi non abbiamo inventato niente. Esatto, e un Antonio palestrato. Bene, allora grazie mille, anche perché non è stata solo una presentazione, ma ci ha permesso di andare anche ad approfondire almeno la conoscenza e anche i ragionamenti che ci sono intorno ad Antonio e Cleopatra. Allora appunto io intanto riprendo un attimo i complimenti, appunto vado a riprenderli di Filippo Barone, di Beatrice Zuin, di Monica Minervini, che l'abbiamo già detto, del nostro Igino Mangalotto, applausi, bellissima costruzione, poco dire, bravissimi e piacevolissimi. Grazie Igino, che sei sempre con noi. Igino Mangalotto è di partissimo. Sì, è un nostro fan, bisogna dirlo. E adesso qui, beh, c'è Beatrice che dice che è stata in barca nei pressi di Azio, quindi ha rivisto l'emozione, sarebbe pronta per fare Cleopatra. Della battaglia di Azio, esatto, bravo. Ascolta, scusatemi, adesso perché deve sempre riprendermi, Andrea? Sara Bernardo o Bernard, che dir si voglia. Vabbè. Però a seconda che se lo dice la greca o la latina, capito? Grazie, per fortuna mi aiuti, mi sostieni. E poi invece anticipa una cosa, parlavamo, no, di un Andrea De Manincor che scrive per lo streaming, e stiamo coinvolgendo anche altri autori, Matteo Cristani e Filippo Barone. Stiamo cercando di prendere spunto proprio da questo esperimento che
io lo ripeto ogni volta, è possibile grazie all'intervento, cioè alla disponibilità di 20 interpreti, di 20 professionisti che si mettono in gioco in questo momento gratuitamente, quindi investendo sul proprio lavoro, perché altrimenti la cosa non sarebbe stata possibile. Ecco, questo però sta creando dei legami o delle prospettive in cui altri, appunto Matteo Cristani, di cui abbiamo già messo in scena anche al Teatro Satirov una sua scrittura drammaturgica, e Filippo Barone che ha scritto con il quale abbiamo un progetto, un testo nel cassetto che può diventare uno strumento di lavoro anche a livello di streaming. Quindi grazie Andrea, che ancora ringrazia grande Martucci. Poi c'è Valeria Moniconi, è vicino Pino Nicole, non si vedeva bene, adesso dovrei ritornare con la... mi dici? Digli che gli mando il PowerPoint. Ok, ti manda il PowerPoint. E poi guardate qua cosa ci ricorda Andrea. Coppia straordinaria furono Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno all'epoca delle riprese Rai, e anche compagna di Enrico Maria Salerno. Quindi grazie Andrea per questa precisazione. Bene, direi che è stato molto intenso. Ancora complimenti Francesco, complimenti Sabrina, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, a quelli che continuano a seguirci. Io ve lo ricordo come sempre, la struttura ha bisogno del vostro sostegno, quindi davvero, se come vedete sta scorrendo in sottoimpressione il www.paypal.me/Casa Shakespeare per le donazioni. Abbiamo già fatto un ringraziamento pubblico a tutti i donatori della prima fase, lo faremo naturalmente anche con questi nella seconda. Allora, l'appuntamento domani, chiudiamo con Amleto, non andiamo sulle scene classiche, anche perché siamo io e Matteo Zonca a raccontare un breve dialogo. Ci divertiremo a ragionare in maniera un po' sorridente, un po' provando a dare qualche spunto di riflessione, anche perché ce ne sono sempre tantissimi su quest'opera, e chiudere quindi la fase 2 e aprire invece la fase 3, che comincerà appunto con il primo dei nostri stage live il 23 alle 21:30 con The Merchant of Venice. Ricordo, metteremo il link su Facebook, ma l'evento sarà in diretta YouTube. Va bene, grazie, ancora complimenti, bravissimi, grazie Sabri di tutto, grazie veramente, grazie a tutti e due, anche per aver accettato di mettervi in gioco in questo progetto, e aver messo davvero esservi messi al servizio di questa idea. Grazie Francesco, se vuoi dire le ultime parole prima di salutarci. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Senti, la Sabrina parla anche sotto, ti ho messo in primo piano. Allora Sabrina, adesso devo salutare io, lasci parlare me, va bene? Ok. No, grazie a tutti, ciao Soli, ciao Andrea, ciao Beatrice, ciao a tutti gli altri di Casa Shakespeare. Un abbraccio. Sabri. Grazie a tutti. Io volevo dire che Francesco non l'ho neanche mai visto dal vivo, quindi ci siamo conosciuti qui soltanto in maniera virtuale, e quindi è stata veramente molto particolare questa cosa, ma arrivederci. Grazie del lavoro a Francesco, cioè della collaborazione e del fatto di... Batti 5, Sabri. Aspetta. Batti di là, ecco. Di aver accettato insomma anche questo esperimento insieme, perché sì, e grazie a tutti quelli poi quelli che ci hanno seguito, grazie per le vostre parole, perché per noi sono sempre un regalo. Grazie. Ciao a tutti, ci vediamo allora domani sempre alle ore 19. Grazie. Wow. Io resto a casa. Shakespeare.